Eder. Mac. Pallister. Sebastiano, chi è che la mattina del 14 staccherebbe una chiamata che Liliana riceve mentre tu dovresti essere nel laboratorio? Non lo so. Io ti dico che guardando poi successivamente le chiamate erano di un numero, non c'era nome e cognome. Intendi forse dire che non c'era il nome di Claudio salvato? Assolutamente, però devo dirti quello che Liliana mi diceva spesso nel passato, mi diceva guarda io c'ho gente che mi telefona, io non sapevo che Liliana era scomparsa, questo è importante. Se tu non sei entrato, ipotizziamo che non siano entrati neanche i fantasmi, allora chi è stato a staccare quella chiamata? Guarda, Tu non c'eri in casa a quell'ora, vero? non lo so. Ah, non sai neanche questo? A lei? Le prime chiamate strane sono tra le 10.56 e le 10.59. Io non ero a casa, ma io È quella un po' mattina non ero a singolare il casa. fatto. Eppure tu quella mattina sparisci nel nulla per 3 ore, quindi non si sa dove realmente fossi. Guarda, tutto questo è stato già verificato dalla procura. Di conseguenza io non ho da rispondere a queste cose. Alcuni aspetti sono totalmente da riverificare e sarebbe il caso che tu risponda. Ad esempio, una domanda che ti farei io è: che fine hanno fatto i coltelli che hai preso la sera del 13 dalla tua amica a cena? Guarda, gli orari non te lo so dire esattamente perché non mi ricordo. Però guarda, io partirei del giorno prima. Anche io partirei dal giorno prima, ma soprattutto per chiederti quando sei andato alla Galleria Rossoni. Secondo me la chiave di tutto è il giorno 13, in cui abbiamo visto che c'era una telefonata di 16 minuti. Certo, tra Liliana... e Sterpin. Questo è venuto fuori dopo, cioè non è che io lo... No, certo, tranquillo, non è che tu l'hai ascoltata, lo sappiamo. Scomparsa quando ha deciso di andare via da casa. Io sono convinto che Sebastiano sapeva da mesi, per non dire di più, del nostro rapporto. La GoPro, nessuno si sarebbe sognato di andare a controllare il vero percorso che ha fatto Sebastiano e scoprire che invece non è vero, che non può essere manipolata, per cui è dichiarato, proprio provato, che la GoPro è stata manomessa e hanno fatto il circuito che gli serviva. Chi lo ha fatto X, non posso sicuro parlare di traffici eccetera, però qualche traffico losco che Liliana avrebbe potuto sapere. La casa di Liliana sembrava quella di Rockefeller, c'erano soldi ovunque. Così sembra, è venuto fuori perché cioè, lui dice di no, ma è seduto in poltrona, c'è un video che mi è saltato all'occhio, lui dice ma sì, 15.000 euro avremo in casa, 15.000 euro li ha lei a casa in contanti? Lei è scomparsa perché non poteva portarsi via da casa quello che sapeva, punto. Rimango sconvolto da queste parole, anche perché questo signore non ha titolo di parlare, assolutamente. Non c'è nessun tipo di riscontro di quello che sta dicendo, capisci? E sono tutte cose che comunque sono nella sua fantasia, oppure gli viene, secondo me, riferito io parlo della banda degli onesti, ecco, giusto per essere precisi, la banda degli onesti. Io non devo giustificare a te o al Sterpin di quello che dice e quello che dici te. Io so di me, ma io vengo qua, però se parliamo di queste cose qua mi alzo, vado via, non è un problema. Certo, le tue interviste vertono sempre su punti completamente secondari, le cose principali guai a chiedertele, a trattarle. Ultimamente ti sei fissato che dei messaggi mandati a Sterpin a Liliana quando era preoccupato sono la chiave dell'omicidio. È la chiave sono i messaggi di Claudio mattina della scomparsa? È la chiave di tutto, lì si capisce. E tu non pensi da... Al massimo quello che si può capire da quei messaggi è che effettivamente la loro relazione è tangibile. Assolutamente no, perché lì veramente si capisce quanto Sterpin era nel panico totale. Hai visto come pioveva forte oggi? Se mi lasci parlare bene, se no mi prendo, vado via, scusa un attimo. Mi lasci parlare? Ma sì, cercavo solo un ombrello. Allora, lì si vede che Sterpin è andato nel panico. Ha capito che qualcosa deve essere successo. E poi, ritornando ai 16 minuti del giorno prima, Liliana nei contapassi fa 54 metri e 48 centimetri, perciò girava per la casa sconvolta.
E allora Sono confuso, non ricordo qui, non ricordo lì, però questo dato del contapassi te lo ricordi sempre con una precisione incredibile. Quando un telefono può risultare collegato a una cella ma trovarsi altrove. Nell'era della tecnologia mobile, la localizzazione dei telefoni cellulari attraverso le celle telefoniche è diventata uno strumento essenziale per le indagini di polizia, il soccorso in emergenza e i vari servizi di localizzazione. Tuttavia, è possibile che un telefono risulti collegato a una cella telefonica diversa dalla sua posizione effettiva. Adesso esploriamo i vari scenari in cui ciò può accadere e come una persona potrebbe sfruttare queste dinamiche per far credere di essere in un luogo diverso. 1. Effetto di saturazione delle celle. Quando una cella telefonica è sovraccarica, il sistema può deviare le chiamate e le connessioni dati verso celle vicine meno congestionate. Questo fenomeno può far risultare un telefono collegato a una cella distante anche se si trova vicino a una cella sovraccarica. 2. Riflessione e rifrazione dei segnali. In ambienti urbani con molti edifici alti, il segnale del telefono può riflettersi o rifrangersi, creando un percorso più lungo e complesso verso la cella. Questo può causare un'apparente discrepanza tra la posizione reale del telefono e la cella a cui è collegato. 3. Condizioni atmosferiche particolari. Le condizioni atmosferiche, come la presenza di tempeste o variazioni climatiche, possono influenzare la propagazione dei segnali radio. Tali condizioni possono deviare i segnali verso celle più lontane, portando a errori di localizzazione. 4. Configurazione delle celle. Le celle telefoniche non sono distribuite uniformemente. In aree rurali o meno popolate, le celle coprono una superficie più ampia rispetto alle aree urbane. Un telefono può quindi connettersi a una cella distante, nonostante si trovi in un'area diversa da quella coperta dalla cella. 5. Anomalie tecniche. Guasti tecnici o errori di configurazione delle reti cellulari possono causare connessioni errate. Ad esempio, un problema nel sistema di handover può far sì che un telefono resti collegato a una cella distante nonostante sia entrato nell'area di copertura di un'altra cella. 6. Interferenze elettromagnetiche. Fonti di interferenza elettromagnetica, come apparecchiature industriali o altre trasmissioni radiovicine, possono disturbare il segnale del telefono, forzandolo a connettersi a celle più lontane per mantenere una comunicazione stabile. 7. Uso di microcelle e femtocelle. Le microcelle e le femtocelle sono piccole stazioni base utilizzate per migliorare la copertura in aree specifiche, come uffici o abitazioni. L'uso di queste tecnologie può far risultare un telefono collegato a una cella non corrispondente alla sua posizione geografica effettiva, come far credere di essere altrove spegnendo il telefono. Oltre ai fattori tecnici, esistono anche metodi intenzionali che una persona potrebbe utilizzare per far credere di essere in un luogo diverso da quello reale. Spegnere il telefono. Quando un telefono viene spento, l'ultimo segnale registrato dal sistema di rete è quello della cella a cui era collegato al momento dello spegnimento. Se una persona desidera far credere di essere ancora in una determinata area, può spegnere il telefono in quella posizione specifica e poi spostarsi altrove. Gli operatori di rete, in assenza di segnale attivo, continueranno a considerare l'ultima cella registrata come la posizione del telefono. Utilizzo di dispositivi di disturbo. Alcuni individui potrebbero utilizzare dispositivi di disturbo o jammer per interrompere temporaneamente la connessione del telefono con la rete, senza spegnerlo fisicamente. Questo può far sì che il telefono appaia collegato all'ultima cella conosciuta prima dell'interruzione. Simulare la presenza con altri dispositivi. Un altro metodo è lasciare un dispositivo secondario, come un tablet connesso a una rete cellulare, nella posizione desiderata. Questo dispositivo può inviare segnali che simulano la presenza del telefono principale, ingannando i sistemi di localizzazione. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.